torniamo in casa tutta, dai adesso. Vai Gloria. Il tecnico. Sì, prima di iniziare chiaramente volevo ringraziare a nome della famiglia tutti i presenti, amici, parenti, quindi presenti in quest'aula, in questo momento, ma anche coloro che sono collegati grazie a Bizzi TV, e quindi volevo ringraziare anche Bustiamo Composto. Ringrazio anche i relatori, i moderatori, Marilena Runesu, Michele Tatti, chiaramente anche l'amministrazione comunale per insomma anche questo onore di aver intitolato la biblioteca a Zeremondo. Volevo ringraziare a titolo della famiglia ma anche personale chiaramente Diego Carru per insomma l'organizzazione di questo evento e anche per avermi coinvolto nell'organizzare. È una giornata ricca di interventi dai quali emerge anche molto spesso l'affetto da parte degli amici, di chi ha conosciuto Zeremondo, e questo mi fa molto piacere anche perché emergono anche tutti gli aspetti, stanno emergendo tutti gli aspetti del suo carattere, anche insomma gli aspetti magari un po' più spigolosi, rigidi, ma che poi ne hanno fatto insomma lo studioso che è stato. Io d'altra parte ho avuto diciamo la fortuna di conoscere mio zio appunto non solo come parente ma anche in un certo senso come studioso, poiché ho collaborato con lui al progetto di traduzione dei Vangeli in sardo bittese e i Vangeli del lezionario domenicale festivo. Quindi ho potuto avere questa fortuna di vedere da vicino come lavorava e di vedere anche la passione che lo animava e che sicuramente mi ha trasmesso. Dunque attualmente il risultato è si tratta delle traduzioni complete, dunque del lezionario domenicale e festivo dei Vangeli. Abbiamo inoltre il Salmo de Profundis e l'inno Adoro te devote. Diciamo che ci sarebbe bisogno sicuramente di una revisione finale di tutti i brani. Le prime traduzioni prendevano forma nell'ambito dell'impegno appunto di Zeremondo a favore, come è già emerso, dell'utilizzo della lingua sarda nella liturgia, quindi di una liturgia in sardo, convinto appunto che fosse una questione vitale per la Chiesa sarda. Queste sono citazioni che ho preso da Pregare in sardo, dove egli diceva anche: una liturgia in sardo è più adatta al genio, alla cultura, all'identità dei sardi, che per secoli si sono rivolti a Dio, a Cristo, alla Madonna e ai santi in sardo. Diciamo che Zeremondo appunto non mancava di adoperarsi a far emergere ciò come studioso, ma nemmeno appunto come sacerdote, ma abbiamo visto appunto come queste due cose fossero assolutamente poi andassero pari passo, il suo essere sacerdote e studioso. Quindi per quel che riguarda il suo essere appunto sacerdote, ho voluto così provare a fare un po' un elenco delle messe da lui dette in sardo. E più volte oggi abbiamo nominato la messa interamente in sardo, autorizzata dal vescovo di Nuoro Pietro Meloni nel santuario dell'Annunziata Biti il 25 marzo 2007. Quindi questa è stata una messa celebrata interamente in sardo, anche il canone in questo caso, e il cui testo completo è presente nel volume Lingua Sarda e Liturgia. Quindi una messa quasi passata alla storia, ecco.
Oltre a questa, appunto, citerei anche il ciclo di 7 messe in sardo dette nella chiesa di San Paolo a Sassari nel 2008, di cui ci parlerà meglio poi la professoressa Fara. E si tratta appunto di 7 messe in sardo, a eccezione del canone, approvate dall'allora arcivescovo di Sassari Paolo Assei. Dunque, abbiamo quindi, oltre a queste, avrete visto scorrere nelle immagini quella di un poster di una missa manna celebrata nella chiesa di Santa Maria di Betlemme a Sassari nel 2014 per la canonizzazione, seguito alla canonizzazione di Papa Giovanni Paolo. Tale messa prevedeva, oltre alla lettura del Vangelo, quella chiaramente in sardo, l'omelia e anche la lettura di alcune formule appunto in sardo. Inoltre era presente anche il Padre Nostro in sardo e anche in sassarese. Tra l'altro in questa chiesa di Santa Maria di Betlemme da Zerimondo sono state officiate diverse messe sempre per Papa Giovanni Paolo II, e in una di queste addirittura in un documento video Zerimondo recita il Padre Nostro anche in sassarese. Diciamo che più di frequente Zerimondo quindi era solito leggere la traduzione dei Vangeli, quindi il Vangelo in sardo. Qui io ho cercato di recuperare alcuni esempi, per esempio appunto questa missa manna nel 2010 a Sassari, a Bitti nel 2017, e più spesso diceva le omelie in sardo, quindi il Vangelo in italiano e l'omelia in sardo, come ad esempio questa missa manna nel 2010 a Sassari. Tra l'altro io su questa missa manna del 2010 a Sassari mi voglio un attimo soffermare, poiché sono fortunatamente tutte messe che sono state registrate, quindi in occasione di questa messa lui dice il Vangelo in italiano e poi si rivolge ai fedeli chiedendo: se siete tutti d'accordo, io adesso l'omelia la farò in sardo. E quindi dice, mette proprio a votare i fedeli, dice: chi vuole che l'omelia sia in italiano alzi la mano. Chiaramente i fedeli non sono ripresi. Chi vuole che sia in sardo alzi la mano. E lui chiaramente si capisce che tutti votano per il sardo, e lui ha detto, si dice così: se avessi saputo una cosa del genere, questa votazione, avrei detto anche il Vangelo in sardo. Però insomma quello che più mi ha colpito di questa occasione è proprio la partecipazione, appunto il chiedere l'opinione, il chiedere ai fedeli cosa volessero in quel momento, se volessero un'omelia in sardo o in italiano, quindi neanche un'imposizione del sardo, ma una libertà di utilizzarlo nel caso in cui i fedeli l'avessero desiderato. Quindi diciamo che durante questo video mi ha proprio commosso il fatto che lui ricercasse anche un po' questa partecipazione popolare, insomma fosse interessato dall'altare a ciò che i fedeli desideravano di più, questo scambio. Dunque è stato in questo contesto, ovvero dalla necessità di pronunciare le sue omelie in sardo, che sono nate le prime traduzioni. Diciamo che più o meno è stato nel 2014 che Zerimondo mi ha proposto di lavorare con lui alla traduzione dei Vangeli domenicali e festivi. Come detto, a quel tempo Zerimondo aveva già svolto alcune traduzioni, però è proprio stato da quel momento che questo lavoro si è slegato dall'ambito occasionale delle omelie che non avevano appunto cadenza stabile,
per trasformarsi in un impegno costante per entrambi i traduttori. Quindi lui parallelamente continuava a lavorare alla storia della Chiesa, quindi Mauro, come ha detto prima, Mauro Sanna, lui ci andava il venerdì mattina, io ci andavo il sabato mattina, ecco. E ci andavo appunto il sabato mattina perché poi il nostro intento era quello di tradurre poi il Vangelo appunto della domenica. E questo progetto è durato a fasi alterne dal 2014 al 2018. Quindi qua adesso questa in realtà sono foto di un'occasione in cui ci siamo incontrati la sera, però generalmente era il sabato mattina, quindi traducevamo, leggevamo, insomma circondati da i diversi strumenti che utilizzavamo. Diciamo che il progetto poi di traduzione di questi Vangeli si può ascrivere a una tradizione più ampia che vede le prime traduzioni in sardo già dalla seconda metà del 1800, quindi abbiamo per esempio la traduzione del 1858 di Giovanni Spano, tra l'altro una traduzione in questo caso molto diciamo che guardava anche molto al latino, per via insomma in quel periodo si pensava di cercare la prestigiosità del sardo anche per la sua vicinanza al latino, insomma. Abbiamo poi altri esempi nel XX secolo, addirittura nel 1900 un Vangelo in sardo stampato a Firenze, per esempio da Anonimo, e poi abbiamo più esempi nel XXI secolo. Quindi ho voluto citare chiaramente i Vangeli presenti nel sito Zulfuedo di cui si occupa il professor Pinna, e c'è anche la Bibbia in Nuorese che ha citato il professor Bandino del 2003, che è stata la prima Bibbia, la prima traduzione in sardo di tutti i testi biblici. E così, tra questi cito anche i Vangeli tradotti da Antonissimo Mossa, li cito rimasti incompleti per via della sua morte nel 71 e pubblicati postumi, poiché anticipati da una prefazione di Zeremondo. Quindi diciamo che il metodo di lavoro si è basato su alcuni testi chiaramente scelti da Zeremondo, e mi voglio soffermare però in questo caso sulla ricerca del lessico, perché quello che ci tengo a sottolineare è che la nostra traduzione non si poteva dire assolutamente conclusa né approvata se prima non la leggevamo alla nostra informatrice, che è zia Maria Turtas, che ci tengo a ringraziare anche in questa sede, ecco. Quindi una traduzione non era conclusa se non avevamo il suo benestare, e diciamo che la sua approvazione, e in questo caso lei ci aiutava magari alla ricerca del vocabolario vitese più antico per quel che riguardava gli aspetti religiosi, tipo ad un certo punto mi ricordo avevamo bisogno di trovare la parola per il pane asimo, e lei appunto l'aveva trovato nel pane plurile, quindi mi ricordo questo termine, ecco. Oltre all'aiuto di zia Maria, quindi ci confrontavamo con diversi dizionari, quindi quello di Mario Puddu, di Pietro Casu, consultabile online, si intravedeva nelle foto che ho messo prima, nel dizionario del Wagner, e poi chiaramente ci confrontavamo talvolta con la Bibbia in Nuorese del 2003 proprio per la vicinanza al vitese, ecco. Dunque, cosa succede? Una volta che questo progetto ha continuato ad andare avanti, c'era l'interesse anche qui per Zeremondo nel divulgare questo materiale. Zeremondo, che tra l'altro mi ricordo essere sempre comunque curioso delle nuove tecnologie, ecco,
diciamo avevamo individuato uno strumento per far circolare queste traduzioni nel social network di Facebook e in particolare nel gruppo Vizichesos, che è un luogo comunque sia anche attualmente virtuale di grande partecipazione alla vita culturale e storica del paese. All'epoca contava più o meno 3.300 membri e che poi si è rivelato uno strumento molto utile in quanto raggiungeva sia tutti i bitesi emigrati all'estero, ma anche per esempio costretti a casa, che quindi non si potevano recare per esempio quando lui diceva le omelie, e quindi raggiungeva un numero alto di fedeli. Questi Vangeli, grazie anche a Giacomo Omilia, venivano postati e condivisi, letti, potevano essere commentati da tutti i partecipanti, insomma da tutti i fedeli, quindi c'era anche quella condivisione popolare che stava anche forse alla base del nostro progetto. E qui vedete per esempio ho preso un giorno qualsiasi con diversi commenti appunto su Vizichesos, quindi poi magari ne cito qualcuno. Una volta però che abbiamo iniziato a pubblicare questi Vangeli nel gruppo Vizichesos, ci si è posti il problema però della grafia, che magari non era necessario quando appunto Zeremondo leggeva i Vangeli o comunque sia diceva le omelie. Quindi volevamo comunque sia mantenere il bitese nello scritto, però magari depurandolo da tutti quegli elementi, per esempio fonosintattici, dove magari una stessa parola della stessa origine etimologica può addirittura nel parlato essere scritta addirittura in 3 forme diverse, può trasformarsi per motivi fonosintattici in 3 maniere diverse. Quindi per fare ciò ci siamo confrontati con la tradizione letteraria in bitese. Per fortuna Biti, numerosi intellettuali sia in prosa sia in poesia hanno deciso di tenere il bitese anche nello scritto. Ci siamo confrontati con le grammatiche, anche con gli standard ortografici e chiaramente ci si è confrontati anche con l'uso scrittorio dei parlanti su internet, che insomma su Vizichesos offre numerosi esempi. Quindi, come vi ho detto, appunto il risultato testuale è sempre un bitese spunto dai suoi elementi più legati all'oralità. Conclusioni, e quindi mi avvio a concludere. Diciamo che l'entusiasmo riscosso su Facebook durante la pubblicazione settimanale dei Vangeli ci ha motivato a proseguire finché abbiamo potuto. Noi abbiamo lavorato dal 2014 al 2017 a lavorare in tale direzione. Ad esempio qua cito un commento di Facebook dove si commentava molto bello e nella nostra lingua molto toccante. Quindi il grande coinvolgimento e partecipazione c'è stato anche all'interno delle messe che diceva Zeremondo, e poi insomma questi Vangeli avevano anche una diffusione, come ho già detto, insomma non solo a Biti ma anche a Sassari, ad esempio all'interno delle 7 messe pronunciate nella chiesa di San Polo a Sassari nel 2008. Avevano riscosso anche l'interesse di una radio e un giornale della provincia di Nuoro per essere trasmessi e pubblicati, e poi se n'era parlato anche in un convegno in Germania nel 2016 e nel bollettino di studi sardi in suo onore. Diciamo che nel gennaio 2018, quando Zeremondo è venuto a mancare, era ancora in progetto una revisione finale ortografica, lessicale e sintattica dei testi, che attualmente infatti si trovano frammentati in diversi file di testo. Diciamo che uno dei documenti più datati è il 2009,
e riportavano appunto il nome Precasa Sardu, proprio a testimonianza di come questi testi nascessero per le prediche originariamente. Voglio fare solo un altro esempio di ritornare un attimino a quelle messe in sardo pronunciate a Sassari nella chiesa di San Paolo, dove appunto si è richiesta un'altra volta, quindi una seconda volta in questo caso, l'opinione dei fedeli. Era stato distribuito alla fine di queste messe un questionario con 6 domande dove si chiedeva ai fedeli 6 domande, tra cui questa particolarmente significativa era: preferisci la messa in sardo o in italiano? In quel caso l'82% dei fedeli, che sono arrivati addirittura a Sassari, quindi non a Bitti, aveva raccolto proprio sassaresi, ma anche dai paesi intorno, aveva raccolto addirittura più di 300 fedeli. In questa occasione l'82% delle persone si era espressa per prediligere la messa in sardo, quindi c'era sempre l'interesse di capire il fedele cosa preferisse in questi casi, una messa in sardo o una messa in italiano, e in questo caso era stato l'82% dei fedeli che si erano pronunciati in tal senso. Appunto questi Vangeli sono inediti, parzialmente hanno circolato parzialmente su Facebook e su queste pubblicazioni di cui vi ho parlato, e rimane sempre l'intenzione di mettere in ordine il materiale di scritto, anche per soprattutto restituirlo anche alla comunità, ma anche in maniera più estesa a tutti quelli che portano il sardo nelle proprie preghiere. Termino con questa foto di Zeremondo al Museo Sanna, pochi mesi prima della sua morte, dove mi aveva chiesto di accompagnarlo, quindi fino all'ultimo questo piacere nello studio, la sua curiosità. Grazie per l'attenzione. Grazie a te, Giulia. Mi piacerebbe sottolineare la grandezza, un altro aspetto che è venuto, la curiosità di quest'uomo, i nuovi strumenti, Facebook, capisce la sua, a chi crede che il sardo sia una questione di pochi, di cenacolo culturale, ecco, questo è lui che cercava sempre questo rapporto col popolo. Io tra l'altro ero un affezionato di Pizzichello, l'avevo scoperto anch'io ecco, questo l'uso buono delle nuove tecnologie, ecco, mettiamolo così. Diego, per interposta persona, ci deve portare i saluti. Non saluto, no, perché Nando, che è uno splendido 90enne, accusa qualche acciacco, però in compenso si è fatto promettere di essere invitato fra 10 anni alla prossima commemorazione di Padre Turcas. E mi ha mandato una nota, ma soprattutto ha mandato dei versi, fra di loro se ne scambiavano questi versi anche con il povero Ignazio Camarda. Fa piacere sentire ancora gente che parla in sardo e in versi, a Santica. Caro Rimullo, amico professore, omine Deus, omine sapienzia, so contento di chiacchiere onore, però so che tu hai guardato chi pazienza. So in ocche, chi in su corre, chi in sa mente, amico caro, io so presente. Tu elischisi, non battite dubitare, a te mi lega sul rispetto, chi in te così chi tappo a precare, in sardo e cresci tu es affetto. Del suo verbo ingegneri zesti stato, e sa parola tua l'arva tutta, sa parola l'arva tutta assente, che allegaia che credente. Ma iccomente che essere muta, che tu canto su che allegaiata, ma mento che non lo comprendia. Apolessu, che da Roma hanno nato, s'amisse in limba, pro como a perdonare. Io mi so a Sasola di mannato, dai chiese sono fatto scosizzare. L'ischisi lo pote scontare come, promene sono vestito da Edomo.
ma su conto ischistue e scosa manna non sono contro del surchinato, si cherimo su popolo inculturato di che erano sos inculturatores e su popolo che si chiede inculturare. Oie in creia, sos che hanno a precare, sono pacos, non va più speccatores. Si oie sardu io Michelio confessare, rimu tu è come sese atero attendente, a chi mi riesco a stare? Timo chi va papacco a esagerare, penso che su perdono mi lasciano allegare in sardo, l'allego pure in italiano, e torre in pacche chi nostro Signore. Battatelo chi narra sticcheria, a chi 20 anni che in buono cammino, s'ha messo in sardo tu hai fissato, pro render grazie a Sure divino, pro 70 anni che mi hai donato. S'ha sparato scarnato in somelia, la gioco in coro e mi ha che companzia. O canno sono 90, grazie a Dio. A buono cammino di a che restaurare, in attunzo pro lo ringraziare. Pensando a te, caro amico mio, i samissa ti che gli ammentare. Mancare in limba non sia essa liturgia, canto si sardo e chi in Dio sti sardo Maria. Nando Buffone, 20 giorni. È una dimostrazione della forza della poesia, poi si capisce anche perché, ce lo ricordava prima, che 8 vescovi su 10 non avevano bloccato addirittura anche la gara poetica in seno con la Chiesa. Questa è una delle a proposito di confessioni, mio caro Don Antonio Falcone e Don Baciccia una volta parlando di questa cosa mi diceva: che è sardo, ma tu ti immagini io che confesso tua zia in italiano, riesci a vedermi? Io ho detto: no, Don Falcone, mia zia in italiano non si confesserà mai sicuramente. Bene, allora Maria Antonia Fala. Eccomi qua. Arrivo. Buonasera a tutti. Sono contenta di essere in Ove e intanto non domando a voi se chiedete a fare in italiano o in saldo. Noi abbiamo mandato che gli ha di più in saldo e dopo con strumenta essa. Poi se qualcuno non mi comprende, pazienza. Tanto, io sono contenta di essere in Ove, in questa terra natia di Don Raimundo Turtas, e di aver ascoltato tutte le cose belle del Poltumano che hanno nato, 6 persone che hanno guardato da questo manzano fino a 6 uomini. Del certo è quest'ora si stracchitudine non manca, ed è una cosa vaxa valte del sunza che chetta su cantare. O uso a paccicare denaro solo paga cose, come di stimonza, che attento a dice di conoscere Don Turtas e di guerrare un pare con isse o giungere a compimento un desiderio umano. Che non fidi di Don Turtas e via, ma di me das persone, queste scale hanno travagliato parecchi anni con suo stesso intento. S'intento è sul desiderio di questo di celebrare la messa in lingua sarda, tutta la messa, non qualche volta di sei via. Volta mi scusa dai come se va qualche cosa che si ripete di che abbiamo già inteso, ma non l'ho preparato, voi che hanno fatto già l'altro l'ho preparato prima di me. Questo desiderio umano di Don Turtas, infatti, si è scomprito su 25 di marzo del 2017, in sageggia di San Mossata, celebrando tutta la messa in saldo. Lei è autorizzata a esperimento su viscamo del numero Monsignor Pietro Meloni. Un esperimento ad un anno fatto con salta e via. Poco suonare che sul desiderio di Don Turtas è mezzo cumplito, sendo che vi potete essere cumplito in sudotto, sì, da questa celebrazione e esperimento come è nato pure a chi si sarà. Sa messa in saldo essere autorizzata sempre, a suo stesso modo dessa messa in italiano e in tutte le altre lingue che sono state riconosciute dai responsabili della liturgia della Chiesa romana, pustisi del suo rinnovamento liturgico deciso dal Concilio Vaticano II,
con sa Costituzione dogmatica Sacrosanto Concilio. Ottenere l'autorizzazione della missa in lingua sarda, che renarre a dare sa possibilità a tutti i saldos, abitanti in Sardegna o ancora di essa, devo celebrare in occasioni particolari sa missa in lingua soro. Ma intanto di comprire imprese sul cammino, podotta sa missa in saldo, non si ottiene da viuso né manco l'autorizzazione a esperimento, accanto a un discoteca. Magari a volte si intende andare a Nanato o vinare una missa in saldo, accanto a discoteca, finché sai come, sa parte fondamentale, sa consacrazione non è ancora consentita. E se teniamo qualche duda, non che la modelleare l'articolo di Mario Girau pubblicato proprio domenica passata sul segno di Malta in San Nuova Sardegna. Queste sono cose che abbiamo già inteso con su Manzano Buda e Monsignor Sanguinetti. E con Arricchiei, la Commissione Vaticana sulla liturgia, non gli basta la traduzione della scrittura alla sacra, che è di impreare in sa missa, ma anche che sia da traduita tutta la Bibbia. Bibbia, abbiamo inteso, quindi è già pronta, magari non la ritiene adeguata o digna da presentare, non dico quali sono i motivi. Questo per chi può come, e non credo sia da qualche guida o mese, non dobbiamo accontentare di dare lode a Deus con canticos e gozos, di leggere la parola di Deus e di fare pregatoria in lingua nostra pure intro della missa, ma su coro di essa lo dobbiamo celebrare in italiano. Se non spiega di più, lo dobbiamo celebrare in latino. Tornando a su 25 di marzo del 2017, che zonare che è stata una dia che non sa da dimenticare, sia da chi ha ammanissato la celebrazione, che da chi è balleato parte. In questa antica chiesa nostra, sa dia vai a più di 200 persone, ma credo che questa dia resta di pure in storia della chiesa salda, dato che fa che parte del suo cammino mattanoso che si è fatto e del fagile può ottenere l'approvazione del celebrare tutta la missa di saldo. Potremmo usare che sia stata una dia di contentezza manna e a nato è scritto che la testimonianza di diverse persone che hanno compreso tutto, pur che non era su vero e solo, l'ha fatto pensare al suo primo annunzio dei suoi apostoli. Ma poi non tutta la pretendia da dare questa missa in lingua salda? Si deve un po' compreso male, su pensamento suo, e disse che era questa missa in saldo, vedi, un dovere e un diritto, come tanto la Chiesa sa. Dovere che a suo stesso modo dei sacerdoti e missionari del suo tempo passato, e finza sa, posso aver riconosciuto sul Concilio Vaticano II, fai dare di Deus e celebrare il sacramento con la lingua del suo popolo, che renarre a essere più affacca a sa gente, a costa a sa gente, fai dare la stessa lingua sua, adananti di Deus e con Deus. Diritto di poter pregare a Deus con la lingua sua, che so sentito più struvucos si manifestano a mezzo con la lingua imparata da esimo e mamma. Un diritto di difendere e di pretendere. Questo è ciò che Don Raimundo diria. Con questo aspetto pure però Don Raimundo dinia da conferma il suo passato della Chiesa salda. Ma più di tutto gli dai a forza su che egli ha stabilito sul Concilio Vaticano II. Difatti, come tutto è schimoso, il suo Concilio Vaticano II, tenendo conto della realtà del Noa di tutti i popoli e del suo scambiamento della società, ha deciso di cambiare le cose che sono passi necessarie. Tra le cose più necessarie ha riconosciuto questa di poter fare di Deus e con Deus in lingua e mamma. E il suo Concilio Vaticano II ha abbelto a Gianna a sa lingua di tutti i popoli del suo mondo, concedendo a ogni popolo di celebrare il rito liturgico con la lingua sua, lasciando un'ala sul latino, dai secoli e secoli, lingua ufficiale della Chiesa.
Limba che oramai, finza in Italia nostra e noi sa terras atteso da Roma e via, paga gente tinia da prati e sa maggiore parte della popolazione non la comprendia ponura. Andate segui, si sul Concilio Vaticano II ha decretato, chi su Concilio Vaticano II ha decretato, vale del podotus os populos e podotus as personas che fanno parte della Chiesa Cattolica Romana. Dunque, naraia Don Raimundo, si vuole usare il guru, tiene il diritto di pregare a Deus con sa lingua sua. E sa spregadoria a noi saltos non mancaiano, ma sa pregadoria più importante della religione cristiana cattolica è sa missa. E il suolo della missa è usa volte chiamata liturgia eucaristica. In sagale si consacra da suvani e suini che diventano corpus, sangue e divinità di Cristo Gesù. In sa Costituzione dogmatica Lumen Gentium su sacrificio eucaristico è definito ena e cucuru, culmine in italiano, de tutta la vita cristiana. Su Matteo concetto la gattiamo pure in articolo 10 della Costituzione dogmatica Sacrosanctum Concilio. Posso legare in curso fatto mia sa speravola del suo teologo Henri de Lubac, che ha nato, se Eucaristia fa che sa Chiesa, e sa Chiesa fa che se Eucaristia. Ed è vero che non va di Eucaristia che in sa Chiesa e non va Chiesa che in sa Eucaristia. Celebrare questo misterio este su di Don Raimundo che riada e ha cercato di ottenere con tutta la forza sua. Forza fisica e culturale e tempo meda di speso, senza dimere mattana, né contrasto di chi non la pensaia assumesse modo suo. Tutte le occasioni poi su bimbonas può pretendere questo diritto. Una broa, non deve tomare nessuno, la gattiamo in articolo intitolato San Lussorio finalmente tornato, iscritto su delle noi di San Quantine del suo 2009. Che non penso leggere, ma poi non allungare questa regione. Per questo stesso motivo non voglio leggere neanche una lettera che non tutta è stata scritta a Monsignor Paolo Azzeri su noi di Sant'Andria, sempre su 2009. E non penso leggere neanche un altro scritto intitolato Perché i nostri vescovi hanno lasciato cadere il secondo concilio plenario sardo? L'ompido a mano mia su 30 di Sant'Andria e su 2010. Questa discussione l'abbiamo intesa già questo manzano, ma vi ho detto non andava pensata al Bacchisi. S'impegno e dovere di Don Raimundo non fu questo di pretendere a per aula e via questo diritto, ma ha traduito parte fissa e canone e parte di scrittura sacra inditados por celebraciones de esa missa dominicas. A curu celebrado e pregado, come te si stato gianato, o tempo il meda, in lingua salda, accettendo il limite che l'hanno imposto. E fidi puro attento e ascoltaia con umilità sui calicuno li podia narrare, come mezz'orare su chi se paghiada, che creiada che saperà ula e Deus, non queria traduita e via, ma devia essere compresa a diritto puro da chi ascoltaia. Autorità di riferimento può pretendere esa missa in lingua nostra, in quale su Concilio Vaticano II, fidi su Concilio Plenario Saldo, concluido il suo 2001. In corso agattaia da pozzo a suo desiderio suo, e speraia e ha preteso che sospiscano di sageggia salda si erano impegnati a realizzare sugli articoli 100 paglia da sperare. Un'spera che non si sta ancora comprita e Don Raimundo si che molto con questo desiderio. E forse sì, con suo stesso desiderio mi capa morre di auguro, come è capitato a suo Tieresio Socrateseo, che di solito non raiagare. E a diverse persone si hanno mattanato meda o dare a sageggia salda sa missa in lingua salda. Sa missa tot in trea, casa lingua nostra è digna, canto tutto usate la lingua, di essere ammissa a celebrare sa Santissima Eucaristia, alimento de salvezza e fondamento de sageggia. Questo è stato che deve essere ammanissato, e sarà Bacchisio non l'ha dato ancora in modo più chiaro
che questo diritto noi lo teniamo e lo dobbiamo pretendere, lo dobbiamo narrare sempre, sì signore, a subinarlo, e il senso che è stato già nato, se noi come saldo, noi intendiamo questa esigenza, se sospicciamo il nostro, non si vuole d'accordo e riconoscono che su saldo tiene bisogno di dare un supporto a Dio, non vi resistiamo mai, che questa è una cosa che se non viene da questa convinzione profonda che noi teniamo, non ci ascoltano, che se noi non eravamo il gai, ma forse hanno fatto su piacere. No, noi si può piacere non lo devono fare, non lo devono fare, po' diritto e dunque questo è un dovere che si deve fare a non narrare chi è, a poter celebrare il suo anniversario. Grazie a tutti. Grazie a lei. Bene, adesso chi di noi o chi di voi ha qualche curiosità, qualche integrazione, vi prego, vista l'ora, e siamo un po' tutti un po' stanchi, no? Non ripetiamo interventi, ecco, se riusciamo a fare dei contenuti riassunti siamo qui per questo, anche delle eventuali domande ai nostri relatori. Se no facciamo come in Parlamento, generalmente cosa dice? La seduta è tolta, non parla nessuno. No. Mentre qualcuno decide di rompere il ghiaccio, vorrei aggiungere una cosa sola. Siccome mi ha chiamato in causa prima Gloria, allora io come parte di un'associazione che avevamo a Sassari, per non smenticare, che si interessava della lingua sarda, abbiamo partecipato alla traduzione e anche alle letture nella celebrazione eucaristica che Don Turtas ha fatto a Sassari, a San Paolo. E in diciamo così, in questo periodo la gente andava ad ascoltare volentieri la messa in sardo, come è stato detto anche che è stata fatta una specie di sondaggio. E questa diciamo così, esperienza che lui l'ha mantenuta per un certo periodo, facendo tutte le letture e anche le preghiere dei fedeli in sardo, compresa l'omelia. Poi si è diciamo così, pian piano scalato, invece di fare tutte le letture in sardo faceva il Vangelo e poi c'è stato un periodo in cui faceva soltanto la predica se il popolo la desiderava. Scusate se mi sono permessa di chiarire questo. Va bene, usiamo composto. Io per poca parola. Poche parole a me sono. Io ho sposto il problema dell'importanza della lingua. Io ho l'idea che un popolo che ne lingua è come che siete un popolo che ne terra, e un popolo che ne terra spariti, scompariti, insomma. Sono contento che questo convegno sicuramente è un convegno di una levatura culturale metta manna, insomma, importante. Ringrazio Maria, ringrazio che ha dimostrato una cosa, che oggi abbiamo trasmesso cultura a tutto canto, Maria ha dimostrato che questa cultura si può trasmettere fino in lingua sarda, se si può fare così, che io sono ateo completamente, ma che sono credente, che credono a essere il diritto di trasmettere l'idea di Dio, la parola di Dio, in lingua sarda. Io penso che sia pure un momento di provare a trasmettere cultura in lingua sarda, la trasmettere in modo tale che torniamo a questo spero a questa lingua sarda, che poniamo il supposto di qualcuno che sta ascoltando questo convegno. Allora, in quale posizione la pone questa lingua sarda, ascoltando il convegno di oggi? È chiaro che la ponete giusta. La ponete come una lingua di seconda categoria che non si presta a trasmettere a qualche convegno e quindi che hanno poi girato da sua e basta spizzare pesare in quale lingua lo spesa. Noi pensiamo davvero che poi lo spesa nella lingua sarda.
Guardate, è difficile questa cosa. Se noi scriviamo categorie, poi queste categorie vengono trasmesse in educazione familiare, e anche uno sa venire su poeta qui scrive belle canzoni, scrive belle poesie in sardo e pesa sul fizzo in italiano. Mi domando, ma perché la si scrive questa poesia? Grazie Graziano. Qualche domanda, qualche altro intervento? Io direi, Giuseppe, diamo la parola al sindaco di Pitti e amministratore straordinario della provincia di Nuoro. Non pensavo di intervenire per chiudere, però stamattina in apertura ho detto proprio poche parole per lasciare tutto lo spazio ai relatori. Io penso e spero che siamo stati all'altezza di Padre Turtas. Non so se ci siamo riusciti, però lo sforzo è stato tale. Nell'idea dell'organizzazione per questo momento è ricordare Padre Turtas, anche un po', un ricordo anche un po' tardivo, devo dire, sono passati un po' di anni e forse avremmo anche potuto farlo prima, forse c'era bisogno di riflettere un po', magari prima di farlo, nel senso che credo che la morte di Padre Turtas abbia colpito tutti i vitesi e forse c'era proprio bisogno di questo momento per ricordarlo in un modo adeguato. E io davvero penso che lo sforzo sia stato massimo e quindi davvero ancora voglio ringraziare Diego su tutti, Gloria, anche il nostro ufficio cultura, tutta l'organizzazione, cinema che ci ospita, Mario Sanna, il nostro delegato alla cultura, consigliere Mario, che non ho citato all'inizio ma ha seguito anche più di me l'organizzazione di questo importante momento, e anche io penso che oggi si sia raggiunto un livello di confronto, di dibattito, di relazioni davvero altissimo. Io penso che raramente si partecipi, soprattutto nei paesi piccoli come il nostro, perché oggi ormai il nostro è un paese piccolo, ma che è ancora in grado di realizzare, possiamo dire di produrre, perché questa è una piccola produzione, momenti di alta cultura e di confronto democratico, aperto, condiviso con davvero tante persone che hanno partecipato, anche in orari un po' impropri, dalle 9 del mattino, tanta gente qua in sala, e non è facile su temi così profondi, così alti, appunto. Io penso che Padre Turtas, se ci sta guardando, insomma, sia contento e stia vedendo davvero chi è presente in sala e che riconosca buona parte della sua vita, del suo percorso familiare innanzitutto, ma non solo, di quegli amici che l'hanno accompagnata in questa sua, non mi piace chiamarla battaglia, in questa sua attività profonda di studio per riuscire ad affermare la lingua sarda nella liturgia. Per cui da parte mia c'è davvero tanto orgoglio di rappresentare ancora, anche se anch'io sono consapevole che gli anni sono tanti, forse sono anche troppi, però sono ancora orgoglioso di rappresentare questa splendida comunità che riesce sempre a portare anche con il proprio silenzio e con la propria partecipazione così attenta un contributo prezioso. E io credo che anche i relatori non si siano fermati solo a presentare il loro lavoro fatto con una capacità di sintesi encomiabile, che abbiamo fatto, mi pare, 16 interventi oggi, qualcosa del genere, e siamo riusciti a tenere il convegno in quei tempi giusti per poter avere ancora un livello di attenzione alta, e io credo che anche loro abbiano percepito questa attenzione e quindi questo apprezzamento per il lavoro fatto e questo bisogno di parlare di nuovo attraverso le vostre parole, le vostre relazioni, di Padre Turtas, sacerdote, uomo, studioso,
al quale tutti noi eravamo davvero molto affezionati. Spero che anche per la famiglia, per le persone più intime in particolare, sia stato un momento davvero di gioia, perché io credo che questo è quello che avrebbe voluto oggi padre Turtas. Quindi davvero grazie a tutti, grazie Marilena, Michele, grazie a Bustiano che ci permette non solo attraverso gli atti che poi andremo a pubblicare, ma anche attraverso le immagini che riescono a raggiungere quel risultato che padre Turtas voleva, è stato detto più volte oggi, ossia attraverso i suoi studi così profondi e così rigorosi arrivare comunque a ognuno, anche alle persone che avevano un livello di istruzione più basso, perché il suo linguaggio era sempre comprensibile a tutti, e in questo la lingua sarda certamente lo aiutava. Chiudo con questa brevissima riflessione. Non so se io credo che ci sia un fatto politico dietro mancato, la rigidità da parte della Chiesa nell'utilizzo della lingua sarda, ed è quello, non so, può essere semplicistico come ragionamento, ma è chiaro che la lingua sarda, immaginate improvvisamente che in Sardegna ogni giorno, oppure ogni domenica o anche ogni tanto, contemporaneamente in tutte le messe si parli in sardo e che il popolo sardo ritrovi una sua identità così forte. Non lo so se c'è questa volontà. Anche la Chiesa fa politica, nel senso politica culturale e anche politica in senso lato, e quindi io non so se davvero questa volontà c'è. Forse se noi sardi, insomma, fossimo un po' tutti dei piccoli padre Turtas, molto piccoli, riusciremo a sensibilizzare maggiormente le istituzioni e avremo diritto anche noi a pregare in sardo ed ascoltare una messa e rivolgerci anche noi a Dio in sardo. Grazie ancora a tutti. Prima di andare via, il solito buffet finale. Ringrazio i familiari di padre Turtas, vitesi e non, che assieme all'amministrazione e alla cooperativa hanno predisposto un invito per tutti per ricordare anche in un momento di festa il nostro caro padre Turtas. Grazie ancora. Io ho il dovere di ringraziare voi, tutti gli amici di tutti, per questa splendida opportunità che mi avete dato. Consentitemi una chiosa finale. Io credo, spero, anzi mi auguro, ne sono certo che questo è il momento, l'inizio di un percorso, non è una cosa, perché lo dobbiamo, e abbiamo anche materiale, abbiamo anche persone che continuano in queste cose qua, perché noi abbiamo il dovere di dire ai nostri figli che questa nostra cultura, con la lingua, ma tutta la cultura sarda, ha la stessa dignità, perché se Dante in quel famoso canto 33esimo del Paradiso, il 33esimo diceva: Vergine Madre, figlia di tuo figlio, noi in Sardegna continuiamo a cantare, sei mamma, figlia e sposa del suo Signore. Grazie a tutti.